Bentrovati, oggi parliamo di terapie del dolore. Sappiamo che i dolori possono essere di varia natura, possono essere legati a problemi osteoarticolari, ma ci sono i dolori legati alla fibromialgia, ci sono i mal di testa, possono essere cronici, possono essere acuti. Ne parliamo oggi con il dottor Giuseppe Rapisarda, direttore dell'unità operativa complessa del reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Acireale, e ne parleremo anche col dottor Gigi Morello, che è direttore dell'unità operativa complessa di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Militello Val di Catania. Ben trovati ad entrambi. Ne parliamo perché ci sono degli ambulatori dedicati proprio a questo, alla terapia del dolore. Allora, inizio da lei, dottor Rapisarda. I dolori sono di varia natura e quindi è diverso anche l'approccio che si deve dare a questo tipo di dolori. Sicuramente l'approccio è diverso, secondo il tipo di dolore può essere un dolore nocicettivo, un dolore neuropatico, e poi abbiamo anche il dolore cronico, che è un dolore che persiste per più tempo, per oltre 3 mesi. Quindi ognuno ha un approccio diverso, sia farmacologico sia anche con altre diciamo, metodiche più invasive e sicuramente più utili per quanto riguarda questa fase iniziale. Quando un dolore può definirsi cronico? Lei dice quando dura da 3 mesi? Diciamo quando la fase acuta è finita, si è come guarito dall'evento, che può essere un trauma o qualsiasi altro insulto, insomma, e che invece dopo 3 mesi persistono questi dolori, per cui il dolore diventa cronico. E i farmaci che si utilizzano, come gli antinfiammatori, non sortiscono l'effetto sperato, insomma. Quindi diciamo che il paziente deve un po' convivere con questi dolori, ma può essere aiutato con delle terapie ad hoc, non più con gli antinfiammatori. Sì, sicuramente il dolore, poi il compito della terapia del dolore è quella di riuscire a dare una qualità di vita migliore a chi è affetto da questi dolori. E anche se il dolore non si riesce a eliminare del tutto, tuttavia si abbassa la soglia, quindi l'intensità del dolore, si abbassa l'intensità del dolore in maniera che possa un po' crearsi una forma di convivenza col paziente, in maniera che con una qualità di vita abbastanza buona. Dottor Morello, vengo da lei. Allora, il dolore, ecco, ci si può mai abituare a un dolore? Spesso si parla di soglia del dolore. Io ho una soglia di dolore alta, bassa. Ecco, è corretto dire questo? Buongiorno a tutti, buonasera a tutti. Sicuramente ci sono delle soglie di dolore che sono in parte personali, però come c'è scritto nell'introduzione di uno dei testi più famosi di terapia del dolore, l'unico dolore sopportabile è il dolore degli altri. In realtà noi quando giudichiamo il dolore degli altri magari possiamo tendere a sottovalutarlo, quando lo proviamo su noi stessi capiamo tutta la portata che ha il dolore nell'impatto che ha sulla nostra vita quotidiana. Sicuramente è stato un grande atto quello della direzione strategica dell'ASP di implementare l'offerta in tema di terapia del dolore, anche perché è tantissima la domanda in tutti i territori. Sono tantissime le persone che soffrono di dolore cronico, soprattutto nella fascia di età che va sopra i 65 anni, e quindi la diffusione di questa offerta assistenziale come gli ambulatori di terapia del dolore può prendersi carico, perché parliamo non solo di curare, ma di prendersi carico di un paziente con sindrome dolorosa per cercare di restituirlo quanto più è possibile alla sua quotidianità e ai suoi affetti. Ecco, quando un paziente può arrivare nei vostri ambulatori, stiamo parlando dell'ambulatorio dell'ospedale Santa Venera e Santa Marta di Acireale e quello di Militello Val di Catania, entrambi gli ospedali afferiscono all'ASP di Catania. Ecco, quando un paziente che soffre da diverso tempo di dolori può arrivare nei vostri ambulatori, ecco, qual è l'iter? L'iter è molto semplice.
c'è un numero verde, quindi il CUP di prenotazione come prima visita, quindi che si prenota la visita, che viene, normalmente non c'è una grossa attesa per il momento. Noi riceviamo ogni mercoledì, quindi una volta alla settimana, dalle 8 alle 14, anche se ormai sono diventate le 17-18, abbiamo visite fino alla fine, quindi credo che aumenteremo i giorni a 2, almeno 2 a settimana. E, niente, tramite questo si prenota come prima visita, poi le visite successive verranno prenotate dagli stessi medici che hanno in cura i pazienti che li visitano. Chi è il medico che è diciamo preposto a consigliare ai pazienti si rivolga a un ambulatorio specifico, ecco, tipo il vostro? È il medico di famiglia, il medico oppure uno specialista in particolare? Diciamo che normalmente può essere il medico di famiglia che fa. Infatti questo ambulatorio è sorto più che altro grazie alla direzione strategica, perché si è visto che nel territorio, quindi la direzione strategica tende molto all'integrazione tra ospedale e territorio, quindi c'era un'assenza di questi ambulatori della terapia del dolore, e quindi siccome è una terapia multidisciplinare, nel senso che chi soffre di questo dolore cronico ha bisogno sia del terapista del dolore per quanto riguarda i farmaci o le altre prestazioni che deve essere fatte, ed inoltre è importante che la fisioterapia e un contatto psicologico col psicologo. Quindi noi avevamo un po' tutto da Cireale tranne la terapia del dolore, e quindi con la direzione abbiamo deciso di completare, quindi noi avviamo poi presso la fisioterapia per fare la rieducazione del paziente, quindi a livello funzionale, e poi anche il contatto fisico con psicologo per quanto riguarda questi dolori cronici che noi dobbiamo, diciamo, curare non tanto il sintomo ma anche la persona in se stesso, chiaramente, a 360 gradi. E certo, perché capiamo bene che una persona che quotidianamente deve convivere con un dolore, è chiaro che anche psicologicamente ha bisogno di un supporto. Dottor Morello, quali sono le patologie più frequenti che si possono riscontrare e che quindi hanno necessità, diciamo, di una terapia a vita, perché stiamo parlando proprio di questo, di terapie che non si esauriscono, perché non sono delle vere e proprie cure, ma sono degli approcci che consentono a chi ha un dolore cronico di vivere quanto meglio è possibile e soprattutto quali sono i farmaci. Immagino che siano farmaci diversi per patologie diverse. Io ho citato la fibromialgia, ho citato i dolori osteoarticolari, ho citato il mal di testa. Sappiamo che sono tantissime le persone che soffrono frequentemente di mal di testa. Ecco, prendiamo così ad esempio il mal di testa. Riuscite ad allontanare le crisi di emicrania, di dolori appunto di questo tipo? Sì, chiaramente il principale passo è arrivare a una diagnosi corretta, perché il mal di testa o cefalea può derivare dalle cause più varie, alcune anche molto gravi come patologie oncologiche del sistema nervoso centrale. Quindi il primo passo è sicuramente la diagnosi. Una volta posta la diagnosi, scegliamo o cerchiamo di scegliere la terapia più idonea e col minore impatto da un punto di vista di effetti collaterali. Vede, uno dei principali problemi della terapia del dolore è che la maggior parte dei pazienti all'insorgenza del primo dolore ricorre all'automedicazione, e questo proprio in tema di dolore l'automedicazione o il dottor Google, come viene detto, è il principale problema, perché tutti noi abbiamo a casa in genere degli analgesici e ricorriamo all'utilizzo di questi analgesici senza aver ben compreso le cause del dolore. Il ruolo di una rete di terapia del dolore, degli ambulatori di terapia del dolore, è proprio di partire dalla diagnosi
del tipo di dolore, in modo da ottimizzare la terapia e soprattutto ridurre gli effetti farmacologici indesiderati che hanno tanti farmaci per la cura del dolore. Ormai l'offerta da un punto di vista terapeutico è molto varia e spazia dalle terapie farmacologiche alle terapie infiltrative topiche fino a terapie elettriche o di neuromodulazione, di radiofrequenza. Quindi sono tantissime le armi a nostra disposizione, ma non le possiamo ben adoperare se prima non abbiamo individuato il nemico che determina il dolore. Grazie dottor Morello. Io ricordo il nostro numero di telefono che è il 342 7455 005. Con un messaggio, se volete, potete rivolgere una domanda al dottor Rapisardo, al dottor Morello, se avete un parente che soffre di dolori cronici o voi stessi ne soffrite, potete approfittare di questo spazio che stiamo proprio dedicando agli ambulatori per la terapia del dolore. Dottor Rapisardo, allora abbiamo detto che sono diverse le strategie che si possono attuare per fronteggiare determinati dolori. La diagnosi è fondamentale, quindi già il paziente nei vostri ambulatori deve arrivare con una diagnosi ben definita o potete anche dare questo tipo di supporto, cioè un paziente arriva e dice io da tot mesi soffro di questo e quindi ci sono le varie indagini, immagino, che bisogna fare, no? Effettuare analisi, radiografie, dipende di cosa stiamo parlando, no? Perché purtroppo ci sono anche dolori oncologici, sì, e quelli già il paziente arriva con una diagnosi già effettuata dall'oncologo. In questo caso sì, ma normalmente vengono pazienti che ti raccontano la loro storia del dolore e poi tu riesci, o hai bisogno di fare degli accertamenti, li fai in ambiente stesso nostro, oppure li prescrivi, oppure anche con il solo colloquio si riesce per esempio a dover fare un'infiltrazione tra cortisone e anestetici locali per guarire per esempio la lombalgia, qualche cosa di questo genere. Ecco, può succedere che delle persone possano frequentemente soffrire di lombalgie perché magari c'è una ernia al disco o perché appunto si soffre di lombalgie di solito? Spesso ci sono anche problemi artrosici, soprattutto con l'età. L'ernia al disco, se una volta venivano operate, adesso insomma si tende a conservare, quindi con la terapia cerchiamo di conservare l'intervento, tranne in casi particolari, sono espulsi che hanno disturbi neurologici e allora in quel caso non possiamo sostituire la terapia chirurgica chiaramente. Ecco, il dottor Rapisarda stava parlando di dolori legati all'artrosi. Dottor Morello, che tipo di approccio c'è adesso per quanto riguarda questo tipo di dolore? C'è un approccio misto, da una parte preventivo e cercare di ridurre quelle che sono le abitudini di sedentarietà in prima battuta. Dopodiché da un punto di vista farmacologico si può spaziare da terapie a base di cortisone e antinfiammatorie fino a tecniche infiltrative per lo più basate sull'utilizzo dell'acido ialuronico, volte a lubrificare un pochettino l'articolazione e ridurre la sintomatologia. Ma non vorrei correre il rischio di banalizzare, ma l'approccio deve essere sempre multifattoriale e multidisciplinare. Certamente non esiteremmo ad avvalerci anche di altri specialisti sulla terapia del dolore che a vario titolo possono essere rappresentati dai fisiatri, dai radiologi, dai neurochirurghi, quindi l'approccio deve essere sempre multidisciplinare. La nostra però è la prima porta che si apre sul paziente e abbiamo, ripeto, il compito di prendere in carico il paziente e instradarlo verso il più corretto percorso di cura. Bene, fra poco andremo anche in pubblicità, intanto sono arrivate le prime domande, già ve ne rivolgo una. Un nostro telespettatore ci dice che soffre periodicamente e da anni di dolore al trigemino, dice ho fatto diverse cure ma non ho risolto, nel mio caso potrebbe essere utile la terapia del dolore?
Risponde il dottor Rapisarda, dottor Morello? Chi vuole rispondere? Dottor Morello. Sì, assolutamente sì, la nevralgia del trigemine è una delle sindromi dolorose più diffuse e anche, ahimè, meno sopportabili, perché è un dolore tipo neuropatico difficilmente responsivo ai farmaci di prima linea. Sicuramente sulla nevralgia del trigemino possiamo avvalerci sia di terapie farmacologiche ma anche di terapie topiche come la PENS, quindi delle forme di stimolazione elettrica che tendono a stordire un pochettino i nervi in modo da cercare di ridurre la sensibilità dolorosa, di ridurre il dolore neuropatico e, ripeto, di migliorare la qualità di vita del paziente, che in questi pazienti è sovente molto compromessa. Beh, io direi di fermarci per una brevissima pausa pubblicitaria e continuo a ricordare il nostro numero, che è il 342 7455 005, lo state vedendo in sovraimpressione. Con un messaggino potete contattare i nostri esperti che stanno parlando della terapia del dolore. A tra pochissimo. Eccoci tornati in studio, stiamo parlando di terapie del dolore. Abbiamo specificato che sono diversi dolori cronici, possono essere legati a delle nevralgie, a dei dolori osteoarticolari, la fibromialgia, sappiamo quanto sia invalidante come dolore, come sia difficile anche da trattare, mal di schiena, mal di testa e insomma purtroppo sono tantissime le patologie che possono provocare dolore, non ultimo i tumori, le patologie oncologiche. E stiamo parlando che ci sono 2 ambulatori che si sono aperti in provincia di Catania ed è l'ospedale di Acireale, l'unità operativa complessa di anestesia e rianimazione che ha questo tipo di ambulatorio a cui si può afferire tramite il CUP o tramite il numero verde, e ce n'è uno anche a Militello Val di Catania. Entrambi fanno parte dell'ASP di Catania. Quindi qualcuno ci dice: ma che numero dobbiamo fare per arrivare nei vostri ambulatori? Allora, il dottor Rapisarda. Il numero è un numero il CUP è 800 954 414. Chiaramente sono numeri che potete ricavare anche andando su internet, ormai sul sito dell'ASP, insomma non è difficile ricavare questi numeri. E quindi abbiamo anche detto che occorre un'impegnativa già del medico di famiglia, sì, come prima, oppure già telefonando al come prima visita sì, è necessaria l'impegnativa con visita anestesiologica e per terapia antalgica. Ecco, questa è la dicitura che il medico deve scrivere. Dottor Morello, cosa possiamo aggiungere? Possiamo aggiungere che anche dolori che inizialmente possono sembrare banali non vanno sottovalutati, perché possono essere le prime espressioni sintomatiche di patologie potenzialmente gravi, e quindi l'invito è appunto a non sottovalutare le sintomatologie dolorose e affidarsi agli specialisti. Ripeto, le armi che noi specialisti abbiamo a disposizione ad oggi sono veramente notevoli e sono veramente a poco impatto, a piccolo impatto da un punto di vista di effetti collaterali e spesso invece foriere di grandi risultati da un punto di vista analgesico. Noi faremo qui, per quanto riguarda Militello, anche un'opera di sensibilizzazione nei confronti dei medici di famiglia per ampliare il network e per garantire che questa offerta sanitaria, che ripeto è preziosa perché il dolore rappresenta un LEA a tutti gli effetti, per garantire che questa offerta sanitaria raggiunga anche quelle fasce di popolazione anziane che spesso non hanno tutti i mezzi di comunicazione a disposizione per sapere quelle che sono le offerte sanitarie sul territorio. Una nostra telespettatrice ci scrive: mio padre soffre di dolore cronico alla schiena da anni, purtroppo per una insufficienza renale al 5° stadio non può prendere FANS ma solo tachipirina, che però ha pochi risultati, non produce gli effetti desiderati. Che altre terapie ci potrebbero essere? Ecco, in questo caso
cosa si potrebbe consigliare? Prego, Bisogna dottor vedere, Rapisardo. fare degli accertamenti, insomma, questo dolore, da che cosa deve Da fare che una cosa risonanza deriva? magnetica, qualche altra cosa, insomma, Esatto, perché per non valutare, specifica. eccetera. Poi in ogni caso ci possono essere le infiltrazioni oppure le radiofrequenze, insomma, potrebbero essere utili in questo caso. Certo, bisognerebbe capire, Però capire, da cosa è generato esatto, questo mal quindi di magari viene in schiena. ambulatorio e si vede. Certo. Dottor Morello, quindi purtroppo i dolori articolari, mal di schiena sono frequentissimi e quindi anche qui bisogna capire da che cos'è che li provoca. Sì, il dolore lombare, o comunemente riconosciuto come mal di schiena, ha una prevalenza assolutamente significativa nella popolazione. Tutti noi nella nostra vita abbiamo avuto almeno un'esperienza di dolore arachide, di mal di schiena, e il problema è per costoro che ne soffrono in maniera cronica e con una grave compromissione della qualità di vita. Ribadisco che proprio in tema di dolore lombare sono tantissime le armi a disposizione del medico e dello specialista in anestesia e rianimazione, e tantissime anche le terapie topiche di tipo infiltrativo che si possono fare per ridurre la sintomatologia, se non addirittura azzerarla, anche perché l'obiettivo, soprattutto nel mal di schiena, è interrompere quel circolo vizioso per la quale il paziente ha dolore, si muove sempre di meno, assume delle posture viziate che a loro volta peggiorano il dolore. Quindi interrompere questo circolo vizioso con la terapia del dolore, eventualmente con la terapia fisica, con la fisioterapia, serve a interrompere questo circolo vizioso in modo da restituire il paziente alle sue attività quotidiane. Ecco, in questo caso lei sta dicendo interrompere, quindi significa che si può, come dire, debellare o quantomeno allungare i tempi di, come dire, le crisi di dolore possono essere diradate nel tempo. E lei ha anche citato fisioterapia, ecco, forse è meglio specificare ancora meglio questo. Stiamo parlando di un approccio multidisciplinare, quindi significa che in questi ambulatori si possono trovare diversi specialisti, quindi non è solo una questione di assumere dei farmaci. Altra domanda che mi viene in mente è: ma questi farmaci si possono prendere per lunghi periodi? Che tipo di controindicazioni ci sono qualora si dovesse far ricorso ai farmaci? Perché abbiamo detto che ci possono essere anche altri tipi di terapia, tipo le infiltrazioni o anche fisioterapia. In quel caso non si assume nessun farmaco, ma è semplicemente un approccio diverso. Qualcuno sta telefonando? No, dovete mandare un messaggino perché non possiamo mandarvi in onda, dovete scrivere. Quindi la persona che sta continuando a telefonare, devo purtroppo dirgli che deve mandare un messaggio. Prego, dottor Rapisardo. I farmaci hanno le controindicazioni, chiaramente se noi abbiamo inizialmente l'approccio con i farmaci, gli antidolorifici normali, che hanno le controindicazioni che hanno tutti, non si possono prendere chi ha insufficienza renale, danno problemi a livello gastrico, quindi per lungo tempo chiaramente non sono indicati. Certo, dottor Morello. E nella fase iniziale poi, se passa il dolore, se no bisogna passare ad altre. Certo, ultimissimi minuti. Dottor Morello, possiamo aggiungere qualcos'altro? Sì, il grosso vantaggio delle terapie topiche, quindi delle terapie infiltrative, è che si somministrano delle terapie proprio in prossimità del target, in prossimità del nemico, in prossimità della zona dolorosa, e quindi il farmaco va ad agire là dove c'è il trigger doloroso, senza determinare quegli effetti collaterali tipici che derivano dall'assunzione sistemica. Quindi quello che facciamo normalmente quando abbiamo mal di denti o mal di schiena è quello di assumere un farmaco per bocca, se non addirittura in vena, e questo determina gli effetti indesiderati del farmaco. Se invece noi facciamo una terapia topica vicina all'obiettivo, possiamo drasticamente ridurre i dosaggi, aumentando invece in maniera importante l'effetto terapeutico positivo del farmaco sul dolore.
Grazie dottor Morello, siamo proprio in chiusura, grazie anche al dottor Rapisarda. Grazie a voi. Quindi per altre... Prego, voleva No, aggiungere dottor, qualcosa? grazie a voi. Ah, ecco. Per altre informazioni, insomma, basta andare sul sito dell'ASP di Catania, vedere un po' i numeri di telefono per prenotare una visita. Abbiamo capito che è semplicissimo, basta prenotarsi, è un'impegnativa del medico di famiglia che deve scrivere visita anestesiologica per terapia antalgica. Terapia antalgica, ma comunque il medico di famiglia sa cosa deve scrivere. Grazie ancora ai nostri esperti, grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima.